Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa è tornato Pier Giorgio Pulisci, tra i più importanti autori italiani di gialli e noir e voce autorevole del crime fiction europea. L'incontro, inserito nella rassegna Aperilibro, ha visto lo scrittore presentare il suo ultimo romanzo, Il nido del corvo, pubblicato da Feltrinelli. Sì, questa volta ho voluto fare un po' di esperimenti, stando però dentro una direzione molto classica. È un romanzo che ha un'impostazione thriller che cerca di omaggiare i classici di questo genere, dal Silenzio degli innocenti di Thomas Harris, Il poeta di Michael Connelly, Il collezionista di ossa di Jeffrey Deaver, e all'interno di una cornice abbastanza classica, quindi una caccia al serial killer, dove in realtà poi la caccia è doppia perché gli investigatori si sentono cacciati a loro volta. Ho cercato di contaminare, come mio solito, il genere con altri generi. Quindi c'è sicuramente la struttura del thriller, ma c'è il noir, c'è il romanzo di mistero, il giallo, e c'è anche un po' un eco da western, da frontiera americana, perché i territori dove è ambientata la storia, la penisola nel Sinis in Sardegna, è un territorio che sa di west americano, sa di frontiera americana. E quindi questo mi ha permesso di raccontare cose che apparentemente hanno poco a che fare con il thriller, come per esempio il rapporto con la natura, il rapporto con gli animali, nello specifico con i cavalli. Il poliziotto è sì un ispettore di polizia, ma anche un uomo di terra che coltiva la terra, che alleva e addestra cavalli. Quindi è stato interessante. Durante la serata, Pulisci ha accompagnato il pubblico dentro un'indagine oscura e inquietante tra sparizioni misteriose e delitti costruiti come opere d'arte, offrendo uno sguardo approfondito sui protagonisti e sulle atmosfere del libro. Allora, in questo caso sono partito da un tema che volevo esplorare, soprattutto per un personaggio che si chiama Daniel Krobu, che è il protagonista. Krobu in sardo significa corvo, e quindi tutti un po' lo chiamano come epiteto corvo. Per costruire questo personaggio sono partito dal tema che volevo farli attraversare, ed è un tema che ahimè tocca tutti noi, tutte e tutti noi, ed è quella soglia che prima o poi nella nostra vita dobbiamo attraversare quando diventiamo genitori dei nostri genitori, quando i nostri genitori sono anziani, malati, non sono più autonomi, e quindi noi in qualche modo dobbiamo farcene carico e accompagnarli in quel momento super doloroso che è la fine della loro vita, il tramonto della loro vita. Quindi mi piaceva l'idea di raccontare un figlio peraltro prediletto, che si trova ad accompagnare il padre nei momenti finali della sua vita, in un momento caotico che è quello di un'indagine molto complessa dal punto di vista professionale. Questa morte che ritorna sia nel caso che lui sta seguendo, ma anche a livello familiare, mi permetteva di raccontare meglio, con più densità, la psicologia del personaggio. Al termine della presentazione, come da tradizione, il pubblico si è fermato per condividere un aperitivo in libreria. So che paradossalmente da fuori può sembrare una cosa molto strana, faticosa, in qualche modo onerosa dal punto di vista mentale e psicologico, però questa è la mia passione. Io ho la fortuna di aver trasformato la mia passione in un lavoro, quindi sono una persona molto molto fortunata, privilegiata nel fare di mestiere quello che mi piace, e per me scrivere è un atto che non presuppone alcuna fatica. Cioè, per me paradossalmente non scrivere è la vera fatica. Quindi io scrivo tutti i giorni con grande passione, con grande facilità. Chiaramente quando poi entri in un meccanismo industriale come quello dell'editoria, devi avere un'organizzazione diversa, devi amministrare il tuo tempo, devi avere delle scadenze, quindi delle deadline, dei contratti da rispettare. Però per me continua a essere un gioco, e non mi sento affaticato, ecco.